Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma, penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma, penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Sportivi siciliani e non solo, ben ritrovati con Penalty Play tutti i pomeriggi a partire dalle 14:30 su Gold 78, l'approfondimento e non solo con i nostri ospiti che ci vengono a trovare tra un caffè e un digestivo. Chissà che cosa gusterà il nostro ospite che andiamo subito a presentare, Gianluca, Luca Di Gregorio. Non so mai se devo chiamarti Gianluca o Luca. No, sempre Luca. Allora, sempre Luca Di Gregorio. Sono stato e sarò così. E infatti. Buonasera, allora, grazie dell'invito. ho detto bene, un digestivo oppure un caffè? Caffè, va bene. Benissimo, allora tra poco ci andremo a gustare il caffè perché oggi avremo un approfondimento notevole del calcio dilettantistico siciliano, spazieremo dalla Serie D sino al campionato di promozione, alcuni verdetti sono stati definiti, altri chiaramente verranno puntualizzati e definiti appunto già da domenica prossima. Do subito la schermata per quanto riguarda i contatti con Penalty Play, il nostro numero WhatsApp è il 328 53 58 101, oppure se volete format tv penalty play @tiscali.it se volete mandarci qualche email. Siamo in diretta sulla pagina di Ettore Tortorici e anche sulla pagina di Penalty. Quando intendiamo pagina intendiamo chiaramente la pagina Facebook. Ormai dei social siamo vittime, purtroppo e quindi dobbiamo assolutamente far fronte anche a questa tipologia di emissione, oltre che naturalmente sul canale 78 di Gold 78. Allora, parliamo subito di Serie D. Parliamo subito di Serie D perché siamo giunti alla penultima giornata, abbiamo anche la schermata dei risultati proprio di ieri, dove ancora una volta il Troina vincendo in casa e soprattutto anche la Vibonese vincendo in casa si apprestano a vivere l'ultima giornata di campionato. Adesso guardiamo anche la classifica, si apprestano a vivere 90 minuti importanti perché entrambi giocheranno con due squadre che non hanno più nulla da dire al campionato. La Vibonese è giunta al terzo posto, adesso matematicamente non può più raggiungere la testa, appunto la Nocerina. La Nocerina, chiedo scusa, la Vibonese invece è quella che giustamente potenzialmente dovrebbe poter vincere il campionato, ma il Troina giocando in casa, giocando fuori casa a Nocera, mentre invece anche la Vibonese giocherà contro una squadra arcigna che è la San Cataldese, potranno in un certo senso giocarsi le chance in questi ultimi 90 minuti. Tu come vedi questo pronostico? Perché sarà veramente dura per entrambi, anche se abbiamo detto le due squadre che vanno ad affrontare non hanno più nulla da dire a questa stagione ormai. Assolutamente, intanto c'è da dire che hanno fatto un gran campionato tutte e tre le squadre, no? Sì. Il Troina forse è la sorpresa, no? In mezzo a queste due squadre blasonate, a queste due squadre importanti che per anni hanno fatto anche se la la Serie Vibonese, C. diciamolo pure, era già organizzata per fare la Lega Pro, Sì. fino all'ultimo non si sapeva C'è se... ancora un ricorso in corso, infatti. però ormai il Ormai il campionato è campionato è finito. finito. Io credo che ci sarà uno spareggio, credo che alla fine tutte e due squadre vinceranno le loro rispettive partite
e secondo me è giusto che se la giocano in una bellissima finale in campo neutro. E Ha la qualcosa squadra da migliore. recriminare secondo te il Troina? Quei 10 punti di vantaggio sulla seconda fino a qualche mese fa avevano forse un po' illuso, scaricato l'ambiente anziché caricarlo? Sì, se la mettiamo col fatto che aveva quei 10-12 punti credo di vantaggio, sì, ma poi se la guardiamo da un altro lato, che è una neopromossa, che è una squadra alla prima esperienza, che sarebbe un sogno andare in Lega Pro, si può vedere da quest'altro lato. Certo, ha rovinato tanti punti, però ecco, è stata sempre lì a giocarsi fino a domenica prossima. Tra Sarà lì l'altro a giocando giocarsi. anche un buon calcio, perché Assolutamente, insomma, tra gli addetti ai lavori sappiamo assolutamente. tutti come sta giocando il Troina Ma già dall'anno scorso in eccellenza. Assolutamente, un gruppo già amalgamato con lo stesso allenatore già dalla promozione. Io Sì. l'ho incontrato quando Sì. ero a Battiati, quindi Sì. 4 anni che allena lui la squadra, lui è del posto, quindi conosce perfettamente tutto l'ambiente, quindi sarebbe veramente una bellissima favola, no? Una per bellissima questo favola, paese. però poi sorge spontanea una domanda, cioè ok, Troina non è un capoluogo di provincia, Enna che ritorna volendo potenzialmente in Lega Pro, ma lo stadio è limitato per un progetto di Lega Pro, quindi qual è a questo punto l'eventuale prossimo passo che dovrebbe fare la società di Io Troina? credo per fare questo campionato, per spingere fino alla fine, così, no? Per arrivare fino Sì. alla fine, credo che ci sarà dietro una società attrezzata, una società pronta, una società che già avrà sistemato, no? Avrà organizzato, pianificato un eventuale salto in Lega Pro. Certo Secondo è un me sogno, così. è un sogno proprio. Naturalmente lo stadio dovrebbe essere, credo, sistemato, ma credo che ce ne sono di peggio, no? Ah beh, Anche assolutamente. in Lega Pro, Assolutamente. comunque, non credo che ci vogliono delle autorizzazioni, delle cose, quindi Troina L'importante è che ci sia la capienza, può fare l'impianto di benissimo, assolutamente, illuminazione. una provincia importante, Sì, quella sì, zona è sì. abbastanza ricca, perché no? E perché no? Invece adesso con te voglio parlare della Ciriale. Nel frattempo possono partire le immagini della vittoria della squadra Cese ieri al Tupparello con la Cittanovese, vittoria netta 3-0 che ha portato la squadra sicuramente ad una scelta forse definitiva nel contesto della classifica finale. Una Ciriale che si piazza a metà classifica, esclusa chiaramente dai playoff, 50 punti sono tanti, credo che Infantino abbia fatto un campionato di qualità e di quantità, soprattutto perché l'ambiente, sappiamo tutti, è certamente molto esigente. I tifosi sono stati vicini alla squadra. È anche vero che in molti si sono lamentati della situazione societaria, spesse volte troppo velleitaria e quindi che non ha quasi mai assicurato una stabilità. Che ne pensi? Sì, assolutamente, io concordo con le tue parole. Poi essendo anch'io un allenatore non posso che non essere dalla parte di Piero Infantino, che ha fatto un gran lavoro, non solo con Piero, che è stato... io ero nelle giovanili della Ciriale, lui era il capitano di quella Ciriale di Busetta. Ecco, e anche dalla parte dei giocatori. Io continuo a dire che questo carrozzone, no, che va avanti dalla D, parlo di eccellenza, parlo di promozione, va avanti solo ed esclusivamente per la nostra passione. Passione significa allenatori, giocatori e quelli, diciamo, gli addetti ai lavori, quelli vicini che stanno a noi, perché ho visto anch'io con le mie esperienze sia da calciatore che da allenatore che ci sono società che non sono all'altezza della situazione, ognuno lo fa per motivi propri, no? Per motivi non so politici o per andare in televisione o per andare sui giornali. E chi ne paga le conseguenze siamo noi, no? Chiaro, calciatori, chiaro. Facciamo sacrifici. Bè, anche i tifosi che E i soffrono tifosi, a Cireale, una non stabilità. io sono cresciuto nel settore giovanile della Cireale e ricordo una tifoseria ancora, no? Appassionata, passionale, sempre vicino alla squadra. Ma c'erano, io mi ricordo, Rapisarda e Barbagallo, Mitico l'onorevole Aleppo. che portò la Stiamo squadra in parlando Serie di B.
di altri tipi di persone, di altri livelli. Era un altro calcio, ma completamente. Gianluca, Ora tutti si avventurano a fare il presidente, come lo fanno alcuni, lo possiamo fare anche io e tu, Ettore. Io dico sempre, lo facciamo per insieme. fare il presidente bisogna avere un portafoglio, non bisogna avere soltanto l'idea che alcuni partner accompagnano il progetto stesso, bisogna avere un portafoglio, perché il presidente eventualmente in prima persona deve garantire una stabilità. La I Cireale è partner rimasto, vengono dopo per migliorare il progetto stesso. Concludo dicendo che la Cireale è rimasto in piedi fino a ieri, facendo un'altra bella vittoria grazie a questi tifosi. Sì. A Piero Infantino e al gruppo di calciatori e quello staff tecnico che aveva Piero, perché se no la Cireale era finita già da qualche mese. Queste parole che dici confermano in un certo senso quello che lo stesso Infantino ha detto ieri sera a Penalty. Anzi, colgo l'occasione per ricordare che Penalty questa sera andrà in replica alle 23:30, chiudo parentesi. E lo stesso Piero diceva: se non ci fosse stata questa energia tra tifosi, squadra, probabilmente la Cireale avrebbe potuto soffrire ancora di più rispetto a quello che poi invece è successo. Hanno salvato la categoria, perché c'era il rischio anche di non poterla salvare, e quindi un plauso va soprattutto a quest'unione tifosa e staff tecnico. Assolutamente, io ribadisco questo, io sono dalla parte sempre dei giocatori, faccio parte dell'Ajax, tra poco parleremo anche dell'Ajax, certo. Quindi non posso, come quando un allenatore o un tesserato comunque sbaglia, sì. Io sono magari lì a fare capire che ha sbagliato, magari ai colleghi più giovani, però io è 30 anni che sono in questo mondo e vedo come ci sono bellissime realtà, per carità, dove c'è quel minimo dove si può lavorare, dove si può, in base poi alla categoria. Quando la società ti dà la minima serenità per poter lavorare tranquillamente in settimana. Perché poi il paradosso è che spesso quando ti siedi, no, a parlare ti chiedono il professionismo, no? 5-6 volte a settimana l'allenamento, e poi dopo invece ti chiedono tutto, ma noi non possiamo chiedere nulla, perché poi scappano a destra e a sinistra. Guarda, tiriamo in ballo un po' la dirigenza della Cireale Calcio, perché poi ieri al termine della partita c'è stata la dichiarazione di Gugliotta e c'è stata anche una dichiarazione di quello che ancora sino al giorno 6 è il presidente della Cireale Calcio, ovvero l'ex assessore Cannavò. Sentiamo le loro due dichiarazioni, così chiudiamo anche la parentesi dedicata alla Serie D. Noi non ce l'abbiamo con nessuno, però quella che è l'organizzazione e la gerarchia piramidale bisogna rispettarla. Io l'ho detto già tanto tempo fa che i problemi erano all'interno della Cireale, perciò dico, con tutto è bene che vogliamo a Castorina, quando noi mandiamo una lettera dicendo che deve rispondere, a parte che non la prende a breve mano la lettera, già questo è un segnale è negativo nei confronti della società. Perché non ti deve prendere una lettera che ti viene consegnata? Qual è il problema? Poi oltretutto questo contratto che ha depositato a febbraio con una data del mese di luglio e lo deposita a febbraio 2018, perché l'ha fatto? Quando già lui sapeva di non poterlo presentare. Ma perché l'ha fatto? Perché non ha parlato con la proprietà. Perciò noi vogliamo bene a tutti, però a un certo punto è un'organizzazione, è una famiglia. Allora se un figlio va, la prima volta si ammonisce, la seconda volta pure, si cerca di raddrizzarlo, però a un certo punto non ci sente, cosa c'è da fare? Presidente, il futuro? Il futuro dipende da tutti noi, dipende dai proprietari della squadra, del titolo, che ci hanno dato massima disponibilità. Oggi in tribuna era presente anche il notaio Sebastiano Messina, che si è messo a disposizione da qualche giorno per lavorare a questo nuovo progetto. Io mi sento di ringraziare la proprietà. In questa ultima partita casalinga devo ringraziare i soci della provincia di Messina, perché poi non sono messinesi tutti, ma della provincia di Messina, perché con noi acesi hanno onorato gli impegni. Io ad oggi non posso che confermare
che da quando io sono presidente, da quando il nostro gruppo Salviamo la Cereale, con Fasone, con Di Maria, con Gaetano Rizzo, con Maurizio Di Mauro e tutti coloro che in questi giorni ci sono stati vicini, perché sono stati veramente tanti, anche tanti tesserati della cereale, la proprietà non è venuta meno a un solo impegno. E io questo lo ribadisco con forza, non mi interessa del passato, mi interessa del futuro. Il futuro di questa società lo possiamo scrivere solo noi acesi. Non pensiamo che il futuro di questa società lo possono scegliere altri, il futuro passa dalle nostre mani. Io il 6 finisco il mio incarico che mi è stato conferito e ringrazio tutti coloro che hanno avuto la fiducia nella mia persona, spero di aver fatto bene, ma credo che abbiamo comunque fatto il nostro dovere. Dall'altra parte nei prossimi giorni con Giuseppe Fasone a capo di un comitato, di un'associazione, inizierà la vera partita della Cereale Calcio, quella nella città di Cereale, perché la città di Cereale ha nelle mani il proprio futuro, ha dei tifosi meravigliosi, ha una tifoseria meravigliosa, ne parlavamo prima con il dottore Gugliotta della maturità di questi tifosi, la tifoseria organizzata di Cereale è matura. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, siamo veramente molto curiosi perché secondo me la telenovela di Aciriale continuerà. Come continuerà sicuramente in bene anche il sogno naturalmente di un Troina che probabilmente la settimana prossima ci regalerà un progetto forte che potrebbe chiamarsi Lega Pro. Siamo ottimisti, no Luca? Speriamo che bene. una squadra siciliana ritorna, una va via che è l'Agragas. Una va via. Una invece speriamo che ritorna, che sia appunto il Troina. È E vero. speriamo che Gela e Acireale, come dicevi tu, possano definire le loro questioni, perché la città e i tifosi di queste due grosse città meritano qualcosa. Tra l'altro di più. ieri c'è stata un'altra dichiarazione pesante di Cutrufo, presidente del Palazzolo, che ufficialmente dopo l'incontro giocato ieri pomeriggio, perso in casa tra l'altro con la Palmese, ha comunicato l'abbandono di Palazzolo al proprio destino. Eh sì, vuol dire che anche lì ci sono problemi, anche lì non sono i soliti progetti, no? Soliti Si chiamano, progetti, la chiamano parola tutti i progetti ormai progetti, inflazionata. però vuol dire che anche lì si è rotto qualcosa, che non ci sono più ci le dispiace di questa condizioni. cosa, Sì, ci dopo tanti dispiace. anni il Palazzolo era una nuova, diciamo, Un'altra nuova isola realtà, felice una realtà anche, sì. importante in Serie D, e quindi dispiace. Lui si lamentava e si lamenta ancora tuttora del fatto che non c'è una forza tifosi che aiuti e sostenga la squadra. Sì, forse sì, su questo il Presidente forse ha ragione, magari a Palazzolo non c'è il seguito. Anche perché lì per una Serie D. nel Siracusano c'è il Siracusa, c'è la Leonzio, Sì, probabilmente ci sono toglie anche un grossi po' di centri, pubblico. grossi centri ancora più grossi, no, di Palazzolo. Toglie pubblico. Magari può togliere pubblico, sì, forse Palazzolo per i risultati che ha fatto la Serie D, ecco, è un traguardo importante. traguardo Forse importante. il Presidente si aspettava qualcosa di più. Mentre invece si conferma anche per questa stagione squadra solida, decisamente da Serie D, la San Cataldese, così chiudiamo appunto la Sì, Serie D. classica squadra appunto da Serie D, mantiene sempre la categoria, società seria, Sì. squadra sempre fatta bene, importante, con nomi spesso anche di rilievo, di categoria, quindi la mantiene sempre con tranquillità ormai da tanti anni. E poi chiudiamo a questo punto anche con l'Igea Virtus, no? Parliamo di questa realtà che ha confermato il trend di crescita. Il Presidente Grasso Sì, ha lavorato sempre nei dettagli, anche quest'anno un progetto pulito, Ha fatto sereno. più o meno il campionato dell'anno scorso, sempre zona playoff, Sì. fino a un certo punto del campionato ha cercato o comunque poteva stare con le prime 2 o 3 della classe, poi anche lei ha mollato un po', però
tutto sommato sono 2 anni che fa 2 campionati importanti. È vero, è vero, è vero. Un campionato importante l'ha fatto il Marsala. Voltiamo pagina e parliamo adesso del campionato di eccellenza, campionato vinto, alle sue spalle si è classificato il Licata, poi a seguire la Dattilo Noir, Nuova Città di Caccamo ed infine il Canicattì. Tra l'altro per la distanza superiore ai 10 punti non ha neanche potuto partecipare ai playoff. Pertanto ieri si è disputata la semifinale tra Nuova Dattilo e Nuova Città di Caccamo. Ha vinto il Dattilo, per cui sarà proprio la squadra trapanese ad affrontare il Licata come finale per quanto riguarda il girone A del campionato di eccellenza. Una battuta subito sul Licata, come lo vedi questo prossimo scontro? Hanno fatto intanto un gran campionato tutte e due, no? Un testa a testa fino alla fine, la spuntata alla fine il Marsala. Forse il Licata ha pagato l'ingresso in Coppa Italia, no? Aveva partite anche il mercoledì. Troppo in contemporanea, la rosa ristretta. Sì, forse ha pagato questo, però erano le 2 squadre più forti. Il Licata ora alla finale, no? Col Dattilo, credo domenica. Sì, gioca col Dattilo. Per poi dopo fare anche la finale con le fasi la girone nazionali, credo. Ma ha tutte le carte regola per vincerle tranquillamente, sia domenica che continuare. Ecco, ha uno staff societario, un pubblico, c'è tutto un'organizzazione importante. Sappiamo i trascorsi, mentre il Dattilo, seppur in crescita, la dimensione è più piccolina, no? Sì, sicuramente sì. Sulla carta, ecco, il Licata è favorito, poi tu mi insegni. In una finale secca può succedere di tutto. Ritornando a parlare del Marsala, e poi vedremo anche una bella clip proprio sulla squadra che ha vinto questo girone A del campionato di eccellenza. Ieri mister Chianetta a penalty ha confermato che la società è perfettamente consapevole del nome che porta, è perfettamente consapevole che la prossima stagione sarà importantissima. La Serie D è una categoria stretta per un grande centro come Marsala, quindi ci sono tutti i presupposti a questo punto per pensare che il prossimo anno il Marsala potrebbe essere la squadra da battere in Serie D. Ma ancora forse presto per dire la squadra da battere. Intanto sicuramente è una città importante, la società avrà già pianificato tutto, come il Licata, no? Queste 2 squadre penso si preparano qualche mese prima, no? Se tu vuoi fare il salto devi essere pronta poi per affrontare la categoria superiore. Secondo me con qualche ritocco può ben figurare, no? Nel campionato. Poi c'è sempre l'incognita, appunto, il girone, no? Di solito Calabrese e Campano, quindi sempre un girone duro, ma credo che il Marsala, ripeto, con qualche ritocco può ben figurare anche in Serie D. Tutto il calcio trapanese in un certo senso sta vivendo un momento positivo. Sappiamo benissimo della Lega Pro, di un Trapani che andrà a fare i playoff da seconda classificata, chiaramente la stagione straordinaria del Dattilo Noir, e giustamente anche questo Marsala, Mazzara che si è comportato bene, quindi Trapani continua ad essere un'isola felice anche in questa bella Sicilia calcistica. Sì, quella zona lì, Trapani, Palermo, ecco, quelle province lì sono abbastanza importanti, ancora investono, c'è qualcuno. Investono, ecco, mi piace questa parola. Rispetto al nostro lato che è un po' più in crisi, diciamo, forse lì c'è qualcosa ancora che è rimasto per il calcio. È vero. Rispetto al nostro lato che c'è sempre meno. Allora, i caffè si saranno già raffreddati, puoi passarmene uno, l'altro lo prendi tu sicuramente. Allora, mentre noi ci sorseggiamo il nostro caffè del pomeriggio, ci guardiamo la clip di questo Marsala che ha vinto alla grande questo girone A del campionato di eccellenza e la prossima stagione disputerà il campionato di Serie D. Dentro per Galfano che salto nuovo, viene messo giù da Testa, il vantaggio, Testa entra in area di rigore, ancora Testa, conclusione, rete, Davide Testa, 1-0 per il Marsala. Davide Testa con l'esterno destro è andato a siglare la rete del vantaggio del Marsala. L'arbitro dice che può passare, il Marsala è in Serie D, il Marsala è in Serie D.
sicuramente abbiamo fatto di tutto per creare fin dall'inizio un gruppo di persone solide che fossero il più amalgamato possibile tra di loro e che fossero disponibili pure a fare grossi sacrifici, perché questa è stata la cosa più gravosa che abbiamo dovuto affrontare durante l'anno, perché abbiamo avuto tante difficoltà, soprattutto c'era molto scetticismo su questa nuova società da parte della cittadinanza, dei tifosi eccetera. Piano piano abbiamo cercato di vincere tutte queste piccole resistenze. Ci auguriamo che per il futuro il percorso sia molto più semplice. È stato dichiarato a luglio con la società nuova del presidente Milazzo e tutti noi soci di vincere il campionato. Penso che ad oggi abbiamo vinto il campionato e quindi si vince grazie a appunto staff, giocatori e società. Se non ci sono questi tre connubi secondo me non si può andare a vincere un campionato. Facciamo una settimana di festa, dopodiché dobbiamo sederci subito al tavolo e capire come dobbiamo preparare questa Serie D, anche perché non dobbiamo fare gli errori che sono stati fatti gli anni passati, quindi dobbiamo andare a affrontare la Serie D quantomeno per rimanere. Il mio ritorno a Marsala è stato comunque con l'obiettivo di vincere il campionato, quindi siamo contenti dell'obiettivo raggiunto, il mio, dei miei compagni e della società, e quindi oggi è un punto di partenza per questa nuova società, per ambire a campionati più importanti. Ci siamo riusciti, fino alla fine ce la siamo sudata, anche oggi è stata una bella partita, però l'importante era l'obiettivo, portarlo a casa e rendere questa città felice, perché giustamente Marsala non merita questa categoria. Marsala dunque, che la prossima stagione disputerà il campionato di Serie D, lo abbiamo detto, speriamo che soprattutto ci sia una mentalità imprenditoriale interessante e continua, perché Marsala ci ha abituato a grandi momenti e anche a momenti sicuramente non certamente positivi. Vedremo. Allora, adesso parliamo del girone B, del campionato di eccellenza, anche perché insomma abbiamo qui Luca Di Gregorio che ha allenato l'Avola quest'anno, ma dell'Avola parleremo tra poco, perché prima dobbiamo parlare giustamente intanto della squadra che ha vinto questo girone, il Città di Messina, che tu hai incontrato. Sì. Credo che probabilmente, non ce ne vogliono gli avversari, era veramente la squadra più forte. Ma all'inizio forse non era come la favorita, no? I pronostici estivi, no? Sì, di agosto, quando tu inizi. Sono due campionati. C'erano le squadre un po' più, secondo me, anche più attrezzate, no? Perché io poi le ho incontrate praticamente tutte sì. E credo che Biancavilla, Sant'Agata, Scordia, il Camaro stesso, secondo me, come organico avevano qualcosa di più rispetto al Messina. Messina invece è stata la squadra più continua, una squadra che veniva dalla promozione con 2 o 3 innesti, si conoscevano tutti, con 2 o 3 innesti la squadra è migliorata ancora, un allenatore che veniva appunto Furnari, che aveva fatto vinto il benissimo. campionato a Camaro. Sì, hanno fatto benissimo e quindi si sono ritrovate lì, devo dire non per caso, i numeri parlano spesso chiaro quando è così vuol dire che è meritato. Vuol dire che qualche altro ha perso dei colpi strada facendo. Quindi... Ed in eccellenza li paghi. Assolutamente, ma in tutti i campionati, ecco, non vuol dire perché sei favorito ad agosto, il calciomercato, ci sono giocatori meno
meno importanti o con nome che non è altisonante, che però alla fine fanno bene. Ecco, il Messina l'ha dimostrato e ha meritato di vincere il campionato. In questo girone la delusione possiamo chiamarla Paternò? Ma il Paternò era partito, anche loro erano partiti con i favori del pronostico, no? Con una grossa squadra, secondo me, hanno fatto grossi investimenti, quindi alla fine certo non agganciare neanche i playoff è stato una mezza delusione per la società. Però ecco, anche lì il cambio d'allenatore, è venuto Orazio Pidatella in corso, ha cercato di fare la rimonta fino alla fine. Però è arrivato credo in semifinale di Coppa Italia e fino all'ultima giornata si è giocato col Camaro l'ultimo posto per i playoff. Parliamo proprio della griglia dei playoff. Si sono disputati ieri, il Città di Sant'Agata giocava in casa contro il Camaro e poi c'era questo scontro tutto catanese tra il Città di Scordia e il Biancavilla. Guardiamoci il big match playoff tra la squadra messinese del Sant'Agata, allenata da Bellinvia, ed il Camaro. È stato un derby molto intenso, è finito 1-1, pertanto il Città di Sant'Agata passa e giocherà la finalissima. Ben trovati amici in ascolto con il gran galà di fine stagione del campionato di eccellenza siciliana. Un saluto a Claudio Costanzo che per il girone B da Lenzo Vasi di Jaga di Piraino è lieto di raccontarvi della prima semifinale playoff tra Città di Sant'Agata e Camaro, padroni di casa di mister Bellinvia, che potranno usufruire del vantaggio di vittoria e pareggio entro i tempi supplementari ed escono fuori dall'armadio il vestito delle grandi occasioni per schierarsi in campo con il classe 98 Scurria tra i pali, linea difensiva a 4 con Scalfidi e Zingales sugli esterni, Russo e Bontempo al centro, in cabina di regia Privitera con Calafiore e Lupo ai suoi lati, tridente pesante con Cicirello, Mincica e Isgro. Risponde il Camaro con un 4-2-3-1 che vede Mannino tra i pali, sugli esterni Cappello e Mondello con Pettinato e Sciotto al centro della difesa, a par da schermo davanti a loro Munafò e Ancione. Il tridente di mezze punte vede i due giovani Falcone e Pantano, completato da Assenzio. Dietro l'unica punta Paludetti. Dirige l'incontro il signor Akash Nukedi della sezione di Caltanissetta, sui assistenti Domenico Lamonica e Marta Di Franco della sezione di Palermo. Completo bianco-azzurro per il Città di Sant'Agata, maglia nero-verde per l'USD Camaro. C'è il clima delle grandi occasioni al Vasi di Jaga di Piraino per questa sentitissima sfida. Grazie all'ausilio delle nostre immagini possiamo dunque passare a raccontarvi quanto è accaduto nel rettangolo di gioco, con il Camaro che gestisce il primo possesso della sfera attaccando a destra verso sinistra ai vostri videoschermi. Sarà subito il Sant'Agata però a tirare fuori i muscoli con Mice e corre via veloce sul binario Mancino. Serve Cicirello appena dentro l'area, è attento però Mannino con l'ausilio di Pettinato a sventare tutto e a mandare in corner. Si sviluppa una buona azione del Sant'Agata dall'altro lato con Isgro che mette dentro sulla respinta corta del Camaro. Arriva Calafiore, il suo tentativo però termina a fondo campo. Dagli sviluppi di una touche di Bontempo però sarà ancora Cicirello a tagliare sul primo palo, svetta più in alto di tutti, colpisce però una traversa clamorosa al 20°. La reazione del Camaro in questo tentativo di Assenzio che scivola al momento del tiro e verrà contrato dalla diagonale di Russo. Ci riprova allora in avanti il Sant'Agata ma trova Pettinato sulla sua strada e qui è prodigioso in estirata a mandare in corner. Dagli sviluppi dello stesso, palla dentro a svettare più in alto di tutti e Fabrizio Bontempo che alla mezz'ora porta in vantaggio il Città di Sant'Agata. Prorompente il suo colpo di testa col quale va a insaccare il pallone alle spalle di Mannino per il vantaggio della formazione di mister Bellinvia. Esplode la gioia al Vasi di Jaga di Piraino per i tanti tifosi a seguito della propria squadra. Nel finale di primo tempo c'è spazio per questa bellissima serpentina di Mincica che riesce in qualche modo a contrastare la retroguardia del Camaro. Da riapprezzare però a rallenti la giocata del numero 10, autore di 29 gol nella regular season. Sarà l'ultima emozione del primo tempo, duplice fischio del direttore di gara Nukedi che manda le squadre alla pausa sul parziale di 1-0. Decide la rete alla mezz'ora di Fabrizio Bontempo, prova a correre subito ai ripari allora mister Ferrara per il Camaro. Si intensifica infatti il riscaldamento di Campo e Rossano su tutti nel Camaro. Sarà proprio il classe 99 a subentrare al posto di Falcone. Inizio ripresa in settimana, ha regalato con una doppietta alla finale regionale alla formazione juniores del presidente D'Arrigo. Si torna dunque in campo a parti invertite, cambierà da subito l'inerzia della gara col Camaro che riuscirà ad alzare il proprio baricentro e qui con Assenso prova a impensierire Scurria, termina però abbondantemente largo il suo tentativo.
secondo cambio per mister Ferrara che getta la mischia a Buda per Sciotto, si torna al 4-3-3 con i due neoentrati che faranno da spalla a Paludetti quando c'è una buona azione di Cappello che viene dentro il campo, va a servire all'altro lato Mondello, il terzino goleador però calcia sul fondo, arriva il primo cambio anche per mister Bellinvia con Cicirello che esce tra gli applausi lasciando spazio a Matera, c'è una buona serpentina di Sgro dall'altro lato che verrà neutralizzata però da Capitan Cappello che riesce a sventare il pericolo in corner, aumenta però il pressing nero-verde che qui ancora con Cappello mette un pallone interessante dentro, arriva sui piedi di Mondello, uno sguardo dentro dove c'è Paludetti che va a gonfiare la rete, è il più lesto di tutti, quando il gioco si fa duro, quando la sfera scotta un po' di più, ci pensa sempre, 7 Palu, quinta marcatura stagionale per lui, quella che vale il pareggio nella semifinale playoff più sentita dell'anno. Ora aumenta il pressing del Camaro ancora con Mondello, rigenerato in questo secondo tempo in costante proiezione offensiva e va a impegnare Scurria, dall'altro lato però c'è un buon pallone lavorato da Isgro, messo dentro per Matera, la sponda di petto per Russo e provvidenziale Assenzio in chiusura. Il gran caldo ora costringe le squadre ad abbassare un po' il ritmo, prova ad approfittarne allora Mincica, è attento però sul suo palo Mannino, non accadrà molto alto, solo il triplice fischio del direttore di gara Nughedi che manderà la gara all'extra time per la terza volta in questa annata. Città di Sant'Agata Camaro termina per 1-1 come accaduto tra andata e ritorno della Coppa. Ora saranno 30 minuti di fuoco nel bollente catino del Vasi di Jaca di Piraino, si torna in campo con un cambio, sarà Calafiore infatti per i locali e lascia spazio a Franchina, prova a sfruttare l'ennesima fiammata di Sgro, allora la formazione mister Bellinvia che serve dentro Mincica dall'altezza del dischetto del rigore, però calcia alto, ancora Mincica nel secondo tempo supplementare a usufruire di una buona ripartenza, calcerà sul fondo campo mancando il 30° acuto stagionale, l'occasione però per il Camaro per portare a casa l'intera posta capita sul mancino di Buda e attento Scurria ad alzare in corner, mancano una manciata di minuti al termine quando l'intero Vasi Jaca di Piraino inveisce contro l'ex allenatore Ferrara, colpevole forse di essere un po' troppo esuberante mediaticamente, si aspetta solo il triplice fischio del signor Akash Nughedi che arriva puntuale, termina al Vasi di Jaca di Piraino, termina per 1-1, sarà la formazione di Bellinvia ora a ospitare nella finalissima lo Scordia che contemporaneamente pareggiava all'Aldo Binanti contro il Biancavilla. Un saluto allora da Claudio Costanzo e alla prossima. Intensa, onore al Camaro, da neopromossa è andata anche ai play-off, pertanto la stagione si può ritenere più che positiva. Adesso ci sarà questo scontro finale tra Città di Sant'Agata e anche il Città di Scordia. Pronostico, Luca? Sì, due grosse squadre, sempre una finale, il Sant'Agata è avvantaggiato dal fattore campo, no? Dal doppio risultato, questo può essere diciamo una percentuale in più per il Sant'Agata. Però è sempre una finale. Assolutamente, può succedere di tutto, quindi è un piccolo vantaggio, ecco, per il Sant'Agata. Secondo me si affrontano due grosse squadre, in bocca al lupo a in bocca al lupo ad entrambe. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, rientriamo tra poco, continueremo un po' a parlare di eccellenze perché voglio sentire un po' come è andata la stagione ad Avola con Luca Di Gregorio e poi parleremo anche di promozione. A tra poco.
esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, siamo in onda tutti i pomeriggi in diretta, rigorosamente in diretta, tra le 14.30 e le 15.30, tra un caffè ed un digestivo con i nostri ospiti. Oggi nella puntata del lunedì, come tutti ben sanno, abbiamo l'approfondimento sportivo che abbiamo comunque insomma, visualizzato ieri all'interno di Penalty. Oggi, rilassandoci, chiacchieriamo con il nostro ospite che ci è venuto a trovare, Luca Di Gregorio, e con lui voglio parlare giustamente ancora un po' di eccellenza. Soprattutto parliamo di Avola, abbiamo anche delle immagini di sottofondo per capire che comunque questa stagione poteva essere e invece poi non è andata. Luca, sei entrato in corsa, però è anche vero che la tua mano si era già vista, poi purtroppo succede quello che un po' tutti nel calcio, vedono in questo calcio dilettantistico. Come nella vita ci sono sempre gli imprevisti. Io sono intanto contento di aver fatto questa scelta, ho conosciuto delle belle persone, ho conosciuto una città bellissima che io non conoscevo, quindi per me è stata in ogni caso un'esperienza umana certo, positiva, devo dire anche sportiva. Purtroppo parlavamo prima di programmi, di organizzazione, di società, di queste cose importanti che in una società, tu sei arrivato ad quando Avola, vengono meno, non ma puoi più sei arrivato continuare. ad Avola non erano questi presupposti? Ad Avola non erano questi, c'era una società organizzata, c'era un gruppo tecnico, no, di calciatori pronto, no, che secondo me potevamo salvarci e i risultati lo stavano facendo vedere, no? Poi dopo nel mercato di dicembre, quando tu perdi 7-8 undicesimi della tua squadra che stava facendo risultati, devo dire, in linea con i programmi che mi aveva chiesto la società, giustamente è naturale che si perde punti, si perdono punti perché poi hanno giocato molti giovani, la squadra è stata completamente ringiovanita, quindi vanno via 8 elementi e ne vengono solo 2-3. Queste cose poi le paghi? Si pagano. A me dispiace perché Avola è, ripeto, un grosso centro, una città importante. Ora c'è un campo che è un gioiellino, uno stadio bellissimo con dei tifosi appassionati, quindi per me è stato un peccato, però io, siccome sono, chi mi conosce, no, una persona leale, sportiva, sei anche coerente, e non ho nessun tipo di problemi, perché questo calcio se era in Serie A potevo anche aspettare e farmi 2 conti, ma questo calcio si fa per passione e per un piccolo comunque rimborso spesa. Io non me la sono sentita di continuare, perché non c'erano più i presupposti sia tecnici però non ho nessun tipo di problema con la città, con nessuno. Io sono stato accolto benissimo, con alcune persone sono rimasto ancora amico, quindi non ho nessun tipo di problema. È stata una parentesi. Sono esperienze della vita che vanno fatte, tra l'altro. In questo caso sportivo. E quindi vedevo ora queste immagini che tu mandavi in onda. La partita a Messina abbiamo fatto, secondo me, una gran partita, abbiamo perso 1-0 alla fine. Però abbiamo fatto una gran figura, lì ancora avevo quasi tutto il gruppo a disposizione, e il rammarico è questo, perché secondo me l'Avola al completo e con una società, devo dire,
più organizzata, avrebbe sicuramente salvato la stagione. Si poteva salvare sicuramente. Va bene, allora di questa esperienza sicuramente porterai un ricordo particolare, vedremo cosa succederà la prossima stagione. Questa domanda però gliela faccio a Luca poi più tardi, quasi in chiusura di trasmissione, perché adesso dobbiamo parlare del campionato di promozione. Ieri si è disputata la finale playoff del girone C, dato che insomma vogliamo come al solito parlare di una realtà messinese, la Ionica vince il girone, Terme Vigliatore si classifica al secondo posto e appunto ha giocato questa finale con il Tirrenia. Abbiamo anche alcune immagini e lì possiamo capire la voglia soprattutto del suo presidente Barresi di diventare sempre di più un posto importante nel calcio che conta. Certo, si giocherà questa finale adesso contro il Santa Croce, sarà dura, però io credo che questo entusiasmo a Terme Vigliatore può essere la spinta per raggiungere questo sogno e confermare che la provincia di Messina è una gran bella realtà. Assolutamente, hanno fatto un gran campionato e faranno una bellissima finale con una squadra altrettanto forte, con un paese altrettanto importante come Santa Croce Camerina e sicuramente sarà una gran finale, una bella partita e devo dire anche chi perderà con tutti i ripescaggi che ci sono ogni anno, magari può sperare lo stesso di fare il salto perché lo meritano tutte e due. È vero, è vero, è vero. Possiamo sfumare queste immagini perché adesso invece vi facciamo vedere il servizio di Giuseppe Signorino sull'incontro pareggiato 2-2 in casa dal Trecastagni nei confronti del Torregrotta, pareggio che serve alla squadra catanese per salvare la stagione, quindi la prossima stagione continuerà a disputare il campionato di promozione. L'incontro si è concluso 2-2 tra la felicità chiaramente di tutti i tifosi di Trecastagni che hanno supportato la squadra per il raggiungimento di questo obiettivo. Alla Carlina, verdetto ai supplementari. 2-2 si salva lo Sporting Trecastagni, il Torregrotta precipita in prima categoria ed incassa la seconda retrocessione consecutiva. Gioia e felicità dentro e fuori dal campo per i gialloblu, premiati nel complesso da una prova di carattere di supremazia per molti tratti di gara, dal fattore campo e dalla possibilità di rimanere in promozione con 2 risultati su 3 in virtù della miglior classifica rispetto all'avversario. La dura legge dei play-out, l'epilogo felice per uno Sporting che, dopo la scoppola di Meria a 4 dal termine che ha concesso il lascia passare ai tirrenici in direzione salvezza, ha preso la rincorsa da Mascalucia per poi sbarazzarsi di Fiumefreddo e Messina Sud, raggiungendo la terzultima posizione e mettendosi in corsia di sorpasso proprio ai danni del Torregrotta, da par suo frenato da 3 pareggi consecutivi ma anche dalle indisponibilità che ne hanno condizionato la posizione di classifica. Lo Sporting parte in maniera propositiva, sviluppando interessanti trame sulla corsia mancina, ma non punge. Il Torregrotta attende e alla quarto d'ora su un'azione personale di Isgro e Zannini ad abbassare la saracinesca. Al minuto 23 si infiamma la Carlina quando Boccaccio, ricevuto un pallone dal laterale, di prima allarga per Gennaro che fa rimbalzare prima di incrociare il sinistro sul secondo palo e portare in vantaggio i suoi. Sporting Trecastagni 1, Torregrotta 0. Rivediamo la conclusione al volo dell'esterno giallo-blu. Festa meritata per lo Sporting che colpisce nel giro di 4 minuti. Lunga rimessa di Zannini, Finocchiaro prolunga per Cunzolo che lavora con freddezza un pallone a sinistra. Cross alto smorzato da Di Stefano, irrompe Enrico De Carlo che non ci pensa 2 volte nel centrare la porta con un destro al volo ed è il raddoppio. Altro gol meritato per De Carlo, autore di una prestazione maiuscola sulla fascia di competenza e bravo nell'occasione a trasformarsi in centravanti. Torregrotta al tappeto, la partita sembra incanalarsi sui binari di una vittoria salvezza apparentemente scontata.
anche perché i gialloblu amministrano sino all'intervallo e rimangono padroni del campo al rientro dagli spogliatoi. Berami bussa dalle parti di Vinci che si salva in corner. Sul tiro dalla bandierina, serie di lisci in aria, Finocchiaro con convinzione ha però la strada sbarrata. Il capitano ci prova allora dal limite, senza fortuna. I centrocampisti producono ispirazioni in quantità industriale, gli attaccanti non finalizzano. Qui Sgarlato duetta con Finocchiaro che stavolta ha meno lucidità nel battere a rete. Lo Sporting sbaglia e il Torregrotta lo punisce. Cross di La Spada, Gennaro non si accorge dell'uscita di Zannini e finisce col servire Aricò, porta spalancata e partita riaperta. Gli ospiti fanno della verticalizzazione la loro arma migliore. 3 passaggi per disorientare un avversario che inizia a perdere la bussola, vuoi per la stanchezza, vuoi per le idee annebbiate. Sittineri brucia sul tempo Riolo, mette al centro dove Russo va fuori tempo. Isgro è più veloce di Gennaro e non fallisce il gol che riporta i destini della partita in parità. Sporting avanti rabbiosamente in reazione al clamoroso doppio KO. Boccaccio e Finocchiaro sbattono contro il muro rosso-blu. Punizione di Russo, mischia furibonda in aria, Ragonese da poco in campo tenta l'acrobazia con scarsa precisione. Problemi muscolari per Sgarlato, Giovanni Pappalardo è costretto al secondo cambio di giornata, dentro Di Mauro a 3 dal termine. Poi inizia un momento favorevole per il Torregrotta, qui Zannini frena in corsa Mamone e salva il risultato. Dalla bandierina stoccata a centro area di Mondo che calcia debolmente. Gara destinata all'extra time dei supplementari. Non succede nulla nel primo parziale, il secondo è più vibrante. Si apre con questa doppia opportunità firmata Sittineri-Aricò. Il Torregrotta sferra l'assalto, consapevole che solo una vittoria può garantirgli la salvezza. Lo Sporting rischia qualcosa, nel complesso amministra il gioco e anzi va più volte vicino alla rete della liberazione. Cunzolo cerca l'angolo ma è costretto a rammaricarsi. Esce uno stremato Finocchiaro, forze fresche garantite da Pavone. Ci prova ancora Cunzolo, pallone di pochi centimetri sopra la traversa. Infine la sagra delle occasioni trova in Vinci uno strenuo oppositore. Dopo oltre 125 minuti di fatiche, braccia al cielo per lo Sporting Trecastagni che nella stagione più sofferta delle 3, nell'arco della sua breve storia calcistica, conquista il diritto a disputare la prossima promozione. Urlo liberatorio, baci e abbracci ma anche saluto agli sconfitti da parte del presidente Aldo Tringali che consola chi lascia la stagione con l'amaro in bocca. Giovanni Pappalardo è uno degli artefici di questa salvezza. A dicembre ha rilevato Zingherino con un arduo compito. Da penultimo in classifica e da allenatore della Juniores a coronamento di una scelta tecnica interna della società ha raggiunto quota 27 punti e salvato i gialloblu. L'esultanza per questa salvezza vale come una promozione in categoria superiore. Stagione salvata dunque per il Trecastagni con questo pareggio interno con il Torregrotta. E adesso chiudiamo il campionato di promozione parlando del girone D che come tutti ben sanno è stato vinto già con parecchie settimane di anticipo dalla Marina di Ragusa, classifica abbastanza chiara, 72 punti, e poi Santa Croce e Mister Bianco, Santa Croce 67 e Mister Bianco 66. E sono proprio queste le due squadre che ieri si sono scontrate per quanto riguarda la finale playoff del girone D. Prima di vedere il servizio, una battuta sul Marina di Ragusa, perché società organizzata, rappresenterà la provincia di Ragusa a questo punto il prossimo anno nel campionato di eccellenza. I presupposti credo di fare anche bene in questa categoria un po' più impegnativa. Assolutamente, una squadra già pronta penso per l'eccellenza, per i nomi che ci sono, quindi società già pronta, squadra pronta, con qualche ritocco secondo me può ben figurare.
e ha vinto il campionato in modo strameritato, senza nessun quasi problema. passeggiando credo che sia anche in finale di Coppa, quindi ha vinto, sta per vincere quasi tutto e quindi è meritato, quindi complimenti. Anche comunque al Mister Bianco e a Santa Croce, che hanno fatto, queste 3 squadre hanno fatto un campionato praticamente a parte. Finale playoff vinta dal Santa Croce, che giocava in casa, quindi disponeva volendo di 2 risultati su 3, ha pure vinto sul campo per 1-0. Guardiamoci il servizio. Il Santa Croce vince la finale di girone del girone D di playoff e si qualifica per la finalissima che si giocherà in campo neutro contro il Terme Vigliatore. Un Santa Croce molto contratto, la partita aveva una posta in palio troppo pesante per gli 11 di Lucenti, ma alla fine una sortita di rosa ha fatto sì che il Santa Croce potesse conquistare questa finalissima davanti a un pubblico che aveva assipato le tribune del Kennedy. Al 23esimo un'azione clou per il bravo De Caro di Agrigento era rigore. Sul dischetto si presentava Leone, ma tirava malissimo e la palla andava a finire abbondantemente al lato dal palo destro. Ancora Leone al 28esimo entrava dalla fascia sinistra e mirava sul palo opposto, ma la palla usciva fuori di un soffio. Nella ripresa il Mister Bianco si presentava più agguerrito e al 10° si vedeva annullato giustamente un gol a Bonaccorsi che di mano metteva in rete. Al 16° Bonaccorsi era ancora lui a tenere alta la tensione con un'azione dentro l'area che si concretizzava però al lato. Al 38° c'era la svolta della gara. Di Rosa conquistava palla sulla 3/4, si involava e al limite d'aria scagliava un tiro che rimpallava su un difensore ospite e la palombella andava a finire alle spalle del portiere Spina. La partita me l'aspettavo così, con un Mister Bianco gagliardo, si è venuto a giocare la partita a viso aperto, hanno dato tutto quello che c'era da dare. Di contro noi abbiamo fatto secondo me una partita attenta, corta, cattiva, abbiamo sfruttato le occasioni che ci siamo creati e non siamo riusciti a passare in vantaggio con il rigore di Leone. Abbiamo sprecato un paio di occasioni e poi alla fine è arrivato quel gol liberatore 10 minuti dalla fine che secondo me è meritato per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Torno a dire, abbiamo incontrato un'ottima squadra che meritava la posizione in classifica che si era guadagnata e ora andiamo a giocarci questa finalissima settimana prossima con una consapevolezza maggiore nei nostri mezzi. Oggi una grande cornice di pubblico e una vittoria che ha liberato un po' tutti. Sì, certo, sicuramente. Anche loro hanno dato il loro apporto e questa è una cosa importante perché la squadra nel momento più difficile della gara abbiamo avuto 10-15 minuti di appannamento, grazie anche al loro apporto è riuscita a ritrovarsi e ha iniziato di nuovo a macinare gioco, azioni su azioni fin quando non siamo riusciti a fare gol. Che partita dobbiamo aspettarci contro il Terme Vigliatore? Ma io penso che sarà una partita uguale a questa, con una piccola differenza che lì ormai non c'è più il discorso dei 2 risultati su 3, quindi sarà una partita giocata con accortezza, con cattiveria e poi come al solito decisa da episodi. Noi oggi, torno a dire, abbiamo avuto degli episodi positivi a favore e ne abbiamo sfruttato solo uno. Spero domenica prossima nella finalissima di riuscire a concretizzare le poche azioni che possibilmente riusciremo a fare, perché sarà una partita tirata, una partita dove non ci saranno tanti spazi per giocare, quindi mi aspetto una partita come quella di oggi, con una piccola differenza. Spero di andare a giocare su un campo
che ci permetta di esprimerci per quello che possiamo fare, perché anche il campo oggi non ci ha dato una grossa mano, nonostante la società abbia fatto sacrifici importanti per cercare di farci giocare su un campo in condizioni importanti. Leandro Di Rosa, match winner di questa finale, soprattutto un grande traguardo per il Santa Croce, una finalissima contro il Terme Vigliatore che varrà l'eccellenza. Sì, oggi è andata bene, era quello che speravamo, anche se avevamo due risultati utili, siamo entrati con la giusta mentalità e abbiamo dimostrato quello per cui abbiamo lottato quest'anno, cioè arrivare alla finale e vincerla. Ora ci godiamo questa vittoria, adesso pensiamo alla finalissima, che dopo tutti questi sacrifici che abbiamo fatto è giusto che adesso ci tocca l'eccellenza, speriamo bene. Dimmi la verità, lo segnavi una finale con un gol tuo risolutore? Ma essere sincero, certo, tutti lo speriamo di fare gol in queste partite, però l'importante era vincere, chi segnava e segnava. Fortunatamente oggi ho segnato io e sono doppiamente felice per questa cosa, però l'importante era vincere e sono contento, adesso ci godiamo questa vittoria tutti insieme. Hai una dedica particolare? Sì, questo gol lo dedico in particolare alla mia famiglia che oggi era qua e poi anche alla mia ragazza che non è potuta venire. E sono troppo felice di questa cosa, quindi speriamo bene adesso per la finalissima. Rush finale della puntata odierna di Penalty Play. Vi ricordo a questo punto il quadro dei playoff per quanto riguarda il girone A e il girone B. Si scontreranno le vincenti delle semifinali che si disputeranno praticamente domenica. Ci sarà la semifinale del girone A tra Salemi e Castellammare, mentre per il girone B la semifinale sarà tra Gangi e Sant'Angiolese. Le vincenti poi fra 15 giorni daranno vita alla finalissima. Finalissima invece che vedrà di scena Terme Vigliatore e Santa Croce invece domenica prossima. Passiamo ai saluti, ringraziamo intanto giustamente per la squisita disponibilità e competenza Luca Di Gregorio, consigliere AIAC, una battuta veloce sull'AIAC, l'associazione che ormai accompagna la vita di tutti gli allenatori. Da qualche anno c'è stato un cambiamento radicale nel modo di proporsi con positività, pertanto chi vuole associarsi lo può fare, anzi lo deve fare, proprio perché la tutela di un'associazione dà garanzia anche di professionalità. Assolutamente, la nostra associazione è nata per questo, no? Già da tantissimi anni, io ne faccio parte ora da 2 col nuovo direttivo presieduto da José Sorbello, quindi sono orgoglioso di fare parte di questa associazione che organizza eventi, spesso ci sei pure tu vicino a noi, organizza eventi di tutti i tipi, no? Con allenatori, con addetti ai lavori. Molti stage informativi. Abbiamo fatto l'ultimo corso UEFA B che si è tenuto a Tremestieri in questi ultimi 3 mesi e quindi sempre a sostegno degli allenatori che si comportano sempre bene, allenatori che comunque siamo a sostegno degli allenatori positivi, ecco, perché spesso magari vediamo in certi campi atteggiamenti non positivi. Bene. Quindi questo vi invito ad associarsi, chi magari ancora non l'ha fatto, e di seguire tutte le nostre iniziative. Assolutamente. Grazie dunque a Luca Di Gregorio, nella speranza di vederlo prossimamente seduto in una bella ed importante panchina perché ne ha le qualità e i meriti. Noi ci vedremo domani. No, domani no, perché domani è 1 maggio e ci riposiamo anche noi, festa del lavoro. Ci rivedremo invece mercoledì e affronteremo un duro problema, quello del calcio Catania. Grazie a tutti, buon pomeriggio. La vita è un soffio, corre come il vento. C'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu
sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.